Buongiorno Maria Letizia, questo è il tuo insultario veneto italiano, cioè c'è la traduzione? No, no, non c'è. Ma il tuo insulto preferito qual è? Indrio come la coda del porcel. Che vuol dire che stai... vuol dire sei indietro come la coda del porcello. Ok, ma nel cioè maiale. cosa vuol dire? Però? E vuol dire che sei abbastanza sciocco, abbastanza stupido, che non arrivi alle cose semplici. E come è fatta la coda del maiale? È anche ricciolata e soprattutto sta dietro, perché poi si può alternare il porcello come il cane, quindi te si indrio come la coda del can e via dicendo, insomma si possono variare le bestie. Senti, in questo tuo libro, che sta avendo anche un buon successo, sì. hai raccolto, non so, ci saranno centinaia di modi di dire, di insulti. Sì, più di 500 sicuramente. Frasi non carine. Esatto, parolacce, parolacce. Vilipendi, perché abbiamo inserito anche, diciamo, qualcosa di vagamente religioso, vagamente sacro. Dimmene 2 o 3 al volo. Allora, vabbè, intanto partiamo da Basabanchi Ciava Cristi, che è una cosa per dire quando uno è un po' troppo bigotto. Ciava Cristi, vabbè, non serve tradurlo. Esatto. Un altro insulto carino che mi veniva rivolto spesso una volta, quando ero un po' più piccola, un po' più punk, hippie, da parte della nonna o della mamma, era dispossente, cioè mal vestito, sciatto, cialtrone, un po' figlio di nessuno. Diciamo che è un lavoro nato appunto da un'idea di Walter Basso che poi si è evoluta in questi ultimi anni, che le ho raccolto sia da diciamo il patrimonio familiare, se vogliamo, ma anche andando in giro, non so, nelle osterie, gente, insomma, signori anziani che ogni tanto ne sparavano una e io le annotavo. Io ho aperto a caso questa pagina e vedo cula, sì. C'è anche cose che adesso... Sì, sono state tutte contrassegnate comunque, diciamo che le cose un po' più equivoche, anche diciamo non politically correct, ci ho tenuto a contrassegnarle per spiegare che insomma esistono come insulti, magari non cosa significa. Fantolinda culo, leggo. Cioè, ce ne sono veramente, sì. Hai detto, le metto tutte così voglio raccontare il Veneto. Sì. Ci sta, diciamo che raccontiamo un certo tipo di Veneto che insomma è giusto conoscere. Però ce ne sono certe che sono proprio... ancora Tomare. Tomare è stato credo il più gettonato, sì. Modi. Il Tomare Omo in particolare, perché Tomare Omo che pissa in piedi, perché questa cosa va, diciamo, a toccare la sensibilità di chi viene insultato molto, molto nel profondo. Un libro curioso, Maria Letizia Pievato, Insultario Veneto Italiano, non è una traduzione, è un titolo. È un titolo, sì. Grazie, buongiorno Martina. Grazie.